Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Al fine di rafforzare qualitativamente il sistema educativo, motore del necessario processo di innovazione e sviluppo, la Regione del Veneto ha approvato il bando Tecne, azioni di ricerca e approfondimenti disciplinari negli istituti secondari superiori. Coop Services ha realizzato 3 azioni di ricerca: ecosostenibilità dei materiali di isolamento termico nelle costruzioni civili, che ha coinvolto 3 allievi dell'Istituto Tecnico di Stato Commerciale e per Geometri a Testino di Este, i quali hanno realizzato uno studio sui materiali di isolamento termico applicati ad una tipica corte rurale veneta. Al progetto Percorsi ceramici hanno partecipato 3 studentesse dell'Istituto di Istruzione Superiore Ferrari di Este. Le linee generali di ricerca sono scaturite da un'analisi di mercato che ha portato alla realizzazione di elementi decorativi in ceramica, la cui componibilità soddisfa con pochi elementi standard tutte le necessità della decorazione architettonica. Nel momento in cui abbiamo scelto di applicare questo progetto all'Istituto d'Arte, il nostro fine è stato quello più che di semplicemente collegare gli studenti a uno sbocco professionale che, tra parentesi, è attualmente in crisi perché la ceramica sta soffrendo moltissimo dell'attuale crisi ovviamente generale. Si è voluto usare questa opportunità per testare un percorso nuovo per il periodo, ma classico, che è quello appunto della decorazione architettonica attuata attraverso la ceramica. Senz'altro questi progetti sono molto importanti per la scuola in genere, perché avvicina i giovani intanto al mondo del lavoro e li mette anche in primo piano rispetto a quello che è anche la didattica, e quindi è una prova in prima persona di simulare anche un lavoro che tutt'oggi si fa nell'industria, e quindi da queste cose poi scaturiscono delle ricadute molto importanti, non solo per gli studenti ma anche per lo stesso istituto, che si mette in gioco e poi in qualche modo fa promozione anche di queste arti. Laura, cosa stai facendo in questo momento? Vediamo che hai uno stampo, esatto? Sì, esatto, è uno stampo in gesso di un elemento speciale che diverrà appunto la spalla di uno delle finestre, insomma. Allora, praticamente io devo fare il rosone e quindi adesso sto realizzando il modello appunto del rosone, e questo diciamo è il modello più in stile geometrico. Poi ne ho fatti altri 2 che sono uno più floreale e l'altro più astratto, insomma. Io sto realizzando per l'appunto una mattonella che costituirà il contorno, ecco, diciamo, delle finestre, o per dire il fregio, il marcapiano, che sì, è un modello che viene poi ripetuto e che viene così a costituire varie forme, diciamo. Il progetto Norcineria, Tradizione e Innovazione ha visto protagonisti 3 allievi dell'Istituto Jacopo da Montagnana di Montagnana, che hanno elaborato un vero e proprio disciplinare di produzione di prosciutti, pancette e capocolli. Gli studenti che hanno partecipato sono stati selezionati con rigidi criteri meritocratici, attestati dai docenti di riferimento, sulla base del profitto dell'anno scolastico precedente e quello di svolgimento dell'attività, e potranno godere di un assegno pari a 3.000 euro quale borsa di studio. Sono stati così innescati processi innovativi che hanno come presupposto il dialogo e la cooperazione tra la scuola e l'impresa, con la finalità di inserire le nuove generazioni nel mercato del lavoro.